Charles Moss Duke Jr. è uno dei 12 uomini che hanno camminato sul suolo lunare. Il 10° per l'esattezza era il 21 aprile 1972. A 91 anni, Duke è ospite d'onore dello Space Meetings Veneto, l'evento internazionale che riunisce a Venezia i principali operatori dell'economia dello spazio. Della dozzina di astronauti che passeggiarono sulla Luna durante le 6 missioni che la NASA svolse tra il 1969 e il 1972, Duke è uno dei 4 ancora in vita. Riceve un riconoscimento dalle mani del presidente della regione Alberto Stefani, che poco prima aveva suggestivamente iniziato il suo intervento in inglese citando la celebre massima del filosofo Immanuel Kant: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me. Dalla poesia poi si passa inevitabilmente alla prosa, anzi alla matematica di un comparto in piena espansione. La Space Economy conta circa 630 miliardi di euro oggi, quindi un mercato già esistente. Noi esportiamo 8 miliardi di euro, abbiamo la possibilità di andarci a prendere una fetta molto maggiore, soprattutto in un contesto in cui la crescita di questi 630 miliardi va a triplicarsi nel giro di pochissimi anni. Alla 4ª edizione di Venice Space Meetings gli spazi sono tutti esauriti, oltre 250 tra fornitori ed espositori del settore aerospazio provenienti da 26 paesi, 150 buyer internazionali e oltre 3.500 partecipanti. In Veneto oggi l'economia dell'aerospazio, che vuol dire la somma anche del non spazio, vale circa 2,3 miliardi di euro e occupa 2.500 addetti. C'è uno studio di Boston Consulting che vede nel 2040 un raddoppio, quindi passare a 5 miliardi di euro e ad un'occupazione che dovrebbe salire intorno alle 5.000 unità. Vista da Venezia, l'economia spaziale potrebbe forse rilanciare l'area industriale di Porto Marghera. In ogni caso, in questo settore strategico, il Veneto può contare su un sistema sempre più integrato tra imprese, università, ricerca e start-up, dove le tecnologie spaziali trovano applicazioni concrete per l'economia reale. C'è una rete regionale innovativa che sta spingendo molto nel settore dell'aerospazio. Dobbiamo considerare che questa sfida è una sfida fondamentale per il nostro territorio, soprattutto alla luce anche dei prossimi investimenti europei che parleranno anche di difesa. Difesa significa anche space economy e significa anche blue economy.